Care lettrici, cari lettori, buongiorno. Apriamo questo mese di marzo e le iniziative che la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta dedica appunto alla donna. In questo mese avremo numerose presentazioni di libri su YouTube, come quella che stiamo per ascoltare e vedere. E inoltre la biblioteca ha preparato una ricca e aggiornata bibliografia di libri che possono essere presi in prestito su prenotazione all'indirizzo info@bpi.claudiaugusta.it o al telefono 0471 264444 o attraverso il catalogo Explora. I libri prenotati sono ritirabili presso il foyer del Trevilab in via Cappuccini 28 a Bolzano dalle 9 alle 20, orario continuato, tutti i giorni, esclusi sabato e domenica. Dicevo appunto che la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta dedica il mese di marzo alla donna, quindi alla lettura per conoscere, indagare il ruolo della donna in questa società, un ruolo difficile, vincente, a volte sacrificato. Non a caso anche la cronaca purtroppo ci restituisce un quadro non del tutto lusinghiero, ma molto preoccupante, anche i fatti di questi ultimi giorni. Tuttavia, ecco, il femminismo, questa indagine sul termine e su quello che c'è dietro al discorso del femminismo diventa un argomento attuale, soprattutto la lotta alla discriminazione di genere. Tant'è che la stessa Agenda 2030 dell'ONU, licenziata nel 2015, prevede tra i 17 obiettivi che 193 paesi devono concorrere insieme per il loro raggiungimento e completamento, prevede appunto l'eliminazione del divario e soprattutto della situazione, diciamo, arretrata in cui si trova la donna per motivi soprattutto culturali molto diffusi. E la cultura diventa uno strumento fondamentale, quindi le biblioteche hanno un ruolo importante in questo senso. Per questo noi abbiamo deciso di mettere a disposizione una ricca e abbondante bibliografia che potrà esservi utile anche sotto forma di contenuti digitali dalla piattaforma BiblioWeb per arricchire il proprio patrimonio culturale, ma avere anche degli strumenti per muoversi in questa società che nasconde purtroppo, ma per fortuna ha enormi potenziali per superare questa fase critica e questa difficoltà nella gestione e nella comunicazione dei ruoli e soprattutto del ruolo della donna. Il primo incontro sarà quello dedicato al recente libro, un reportage giornalistico e fotografico realizzato dalla casa editrice Rezia. Il moderatore di questa presentazione sarà appunto l'editore Thomas Kager e saranno con lui le due giovani autrici, due professioniste altoatesine, Franziska Gilli, fotografa, e Barbara Bachmann, giornalista. Entrambe collaborano anche con testate e con editoriali, con testate giornalistiche italiane di tiratura nazionale, e nel loro viaggio recente attraverso l'Italia hanno così costruito un ritratto molto difficile, molto spinoso di quello che è il ruolo della donna, individuando anche nel problema di un deficit culturale una delle motivazioni, dei motivi che alimentano e non eliminano questo divario. Hanno deciso di abbracciare, diciamo, le due vie più antitetiche, nel senso che anche il titolo è un titolo molto emblematico, incarna i due cliché granitici in cui si trova stritolata la donna, il ruolo della donna nella nostra società attuale, e infatti il titolo è Santa o Sgualdrina, un viaggio appunto nell'Italia e alla ricerca, all'individuazione del ruolo della donna. Cosa vuol dire essere appunto donna in Italia al giorno d'oggi?
Come si diceva, ci sono parecchie anche cause che hanno concorso a questa difficoltà sempre più evidente, ne hanno individuate alcune. Come biblioteca vogliamo appunto segnalare anche il discorso e anche altre possibilità di approfondimento, in quanto ci sono molteplici concause e soprattutto questa difficoltà che emerge dal reportage è una difficoltà non solo attuale ma anche di tempi passati, come per esempio evidenzia Filippo Maria Battaglia nel suo libro del 2017 Stai zitta e vai in cucina, breve storia del maschilismo in politica da Togliatti a Grillo. Ma ci sono anche figure molto rinomate e che danno un po' di fiducia, restituiscono fiducia al panorama femminile, al ruolo della donna. Se pensiamo a Tina Merlin, che ancora parecchi decenni or sono si è battuta attraverso per sconfiggere la prostituzione istituzionalizzata, tra virgolette, ecco. Come invece anche la ministra Tina Anselmi, che ha costruito nel dopoguerra la sanità pubblica in Italia. Con questo io non mi dilungo, ricordo appunto le nostre due ospiti, che sono Francisca Gilli, fotografa, e Barbara Bachmann, giornalista. Il loro reportage fotografico e giornalistico sulla essere donna in Italia nei nostri giorni, attraverso questi due cliché, Santa o Sgualdrina, pubblicato dalla casa editrice Rezia e che viene presentato proprio in compagnia delle due autrici dall'editore Thomas Kager. Buon ascolto e veniteci a trovare, consultate la nostra bibliografia e siamo a disposizione anche per ulteriori approfondimenti. Grazie. Benvenuti alla presentazione del libro Santa o Sgualdrina, Essere donna in Italia, edito da Edizione Rezia. Presento le due autrici, che sono Barbara Bachmann, giornalista freelance che vive nell'Alto Adige, e per i suoi articoli e reportage ha ottenuto numerosi riconoscimenti, e tra i quali anche il premio giornalistico Axel Springer, che è molto conosciuto nel mondo germanofono. Francisca Gilli, che è anche altoatesina anche lei, che vive in Germania, lavora come fotografa e fotogiornalista, e le sue fotografie sono state selezionate tra l'altro per il Copenhagen Photo Festival. Entrambe lavorano per riviste e settimanali, soprattutto nel mondo germanofono, come già detto un po', tra i quali Die Zeit, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, però anche in Italia per testate come l'Internazionale o Io Donna. Il libro è uscito sia in lingua tedesca che anche in italiana, e la traduzione in italiano l'ha fatto Federica Romanini. Di cosa tratta il libro? È un'attenta riflessione sull'immagine femminile in Italia, è frutto di una ricerca di più di 3 anni, profonda, durata, come detto, 3 anni, e è una raccolta di impressioni di tutto il territorio. Come filo rosso, che attraversa un po' tutto il volume, e soprattutto anche come ispirazione per il loro lavoro, per la loro ricerca, le autrici hanno scelto i 7 peccati capitali e le rispettive antitesi. Però del contenuto ne parleremo forse anche dopo. Sono 7 capitoli che, come già detto, fanno parte dei 7 peccati capitali. Dopo aver visto delle fotografie trattate del libro in un breve video. Toutes les filles qui viennent y attendent tombant, et tous les gens qui parlent, c'est des faux charmeurs, ouais, tous les soirs tu rêves de lui pendant qu'il dort, ouais, la vie est faite pour ceux qui vivent, respirent sans cœur. Je sais que l'amour n'est pas facile pour les petits cœurs qui battent seuls. France fait de ton cœur jouer passager, tu verras. Bambola, mi butterai. Bambola, e
come prima domanda vi vorrei chiedere come è nata l'idea. So che avete già collaborato insieme in passato, lì più per vari articoli che avete scritto insieme, incarichi che avete preso da vari giornali, però questa volta si tratta di un libro e l'idea del libro è vostra, no? Sì, la idea era nostra e praticamente tutte e due, prima dell'idea, indipendentemente l'una dall'altra, abbiamo avuto già la possibilità di riflettere sull'immagine femminile nel nostro lavoro giornalistico e ci siamo rese conto che ci sono questi due stereotipi molto forti e già molto vecchi della donna squadrina e la donna santa che ci seguono ancora oggi nella società. E quindi abbiamo deciso di fare un libro, di dedicare un libro a questa tematica per approfondirla. E, il libro ci dà la libertà di mettere insieme varie storie, varie vite, varie donne e rendere anche più agibile la tematica e più comprensibile, che è una tematica che ci riguarda proprio tutte e tutti. E che alla fine con un articolo sarebbe stato troppo poco. Troppo poco anche. Sì. Va bene, avete fatto un percorso per tutta l'Italia, per tutto il territorio. Com'è che avete scelto le tappe? Com'è che avete trovato anche le persone che avete intervistato? Parlateci un po' del vostro lavoro. Sì, il nostro lavoro non ha alcuna pretesa di completezza innanzitutto. La cosa bella era che potevamo parlare con tutti e tutte che fanno parte della società italiana e questo era anche il punto difficile, cioè scegliere a chi dare spazio, a chi dare voce, chi entra nel libro e chi no. Una volta che abbiamo scelto i diversi argomenti, poi ci toccava a contattare o trovare le protagoniste e lo abbiamo fatto in vari modi. Per esempio l'ultimo capitolo è un reportage sul movimento femminista Non Una di Meno. Lì era chiaro che sapevamo esiste questo movimento, hanno i social media, hanno un ufficio stampa, abbiamo contattato direttamente lì il gruppo nazionale e poi i diversi gruppi locali. Poi c'erano anche altri incontri, per esempio con una casalinga a Caltanissetta che abbiamo trovato per casualità durante il viaggio. Abbiamo fatto diversi viaggi insieme, anche da sole. E poi c'erano anche questi incontri di gente conosciuti nostri oppure conosciuti di familiari, eccetera, gente che avevamo sentito parlare o che abbiamo visto il film, per esempio i registi di Dictatorship e così via è andato. Bene, arriviamo al contenuto, magari partiamo col titolo, Santa o Sguarligna? Non ci sono vie di mezzo? Allora, la scelta di questo titolo è abbastanza provocativo, l'abbiamo fatto perché non esistono stereotipi femminili più forti che la santa e la squadrina in Italia. Però non è che si trovano dentro il libro le donne sante e le donne squadrine, no, si trovano le donne vere, una realtà femminile sotto il peso di questi due ideali, insomma, che sono alla fine concetti di una società che è stata sempre legata tanto al Vaticano, alla Chiesa Cattolica. E come già detto prima, abbiamo cercato di trovare un po' di cause di questi stereotipi, ma anche di conseguenze. Quindi secondo voi l'influenza principale sull'immagine femminile è da un lato la Chiesa Cattolica, il Vaticano, e dall'altra un po' la TV. Ma questa è una particolarità che riguarda soltanto l'Italia o si trova anche altrove? Ci sono anche altri paesi che sono stati segnati dalla Chiesa Cattolica e che hanno i stereotipi e ruoli femminili e maschili, per esempio la Polonia o l'Argentina, dove la situazione è uguale o anche peggio.
Questo da un lato si vede che i paesi che hanno avuto questo forte influsso della Chiesa cattolica sì hanno i stereotipi un po' più marcati, un po' più rigidi, come Italia. Poi, come hai menzionato, la televisione in Italia è ancora la fonte di informazione più importante. In ogni casa c'è almeno una televisione o anche ci sono case dove c'è una in ogni stanza, tranne il bagno, come in una casa di una delle nostre protagoniste, per esempio. Quindi la televisione è molto molto importante ancora in Italia e lì mancano le alternative. C'è questo ruolo femminile, la donna bella che tace. Questo certo ha avuto un forte influsso. E poi non dobbiamo dimenticare anche il periodo del fascismo, che è uno dei pilastri, dei tre, diciamo, che formano anche una certa particolarità italiana. Beh, visto che hai già nominato anche il fascismo, ci sono 2 capitoli che riguardano proprio i 100 anni di storia anche, e anche qua l'avete suddiviso fra di voi sul livello di testi, cioè una raccolta di citazioni di 100 anni, partendo, non so, da Mussolini fino a Salvini, però poi non è che si parla soltanto della destra, e dall'altra parte una raccolta di pubblicità, di immagini che sono state usate nelle pubblicità. Se guardate indietro questi 100 anni, vedete uno sviluppo, e quale sviluppo è? Ma per quanto riguarda il capitolo della pubblicità, che è il capitolo 5, che è dedicato all'ira e all'amore, lì facciamo vedere delle pubblicità su carta stampata degli ultimi 100 anni che non hanno mai superato certi stereotipi sull'amore femminile. Per esempio l'amore verso i figli, le figlie, o l'amore verso il proprio compagno, o anche l'amore verso se stesso. E per esempio c'è un cliché che forse uno dei cliché più utilizzati nella pubblicità è il cliché della madre, no? E spesso abbiamo visto che nelle pubblicità le madri assomigliano un po' alla Madonna. Poi sicuramente un certo sviluppo c'era, per fortuna, però certi stereotipi si continuano ancora a alimentare nelle pubblicità. E per quanto riguarda queste citazioni, che sono alla fine delle cose che hanno detto queste personalità. Se paragoniamo per esempio i consigli di bellezza, diciamo, del 1920 e quelli del 2020, 100 anni dopo, non vediamo un sviluppo grande, sono abbastanza simili anche le esigenze fisiche in quanto riguarda il corpo delle donne. Ma se invece guardiamo per esempio i commenti sulle donne che hanno fatto i politici o anche i rappresentanti dei media, sì vediamo un cambio anche al negativo, direi, perché il linguaggio è diventato, secondo me, più violento. Se paragoniamo adesso per esempio nei tempi del fascismo, dove c'è una certa anche glorificazione e ammirazione in quanto riguarda la donna, invece nei tempi d'oggi della nuova destra che dimostra il suo odio per le donne molto apertamente. Barbara, rimaniamo da te. Altre storie che avete trattate? C'è un report sulla violenza ostetrica e in questo testo racconta una donna molto intimo ciò che le è successo durante il parto e dopo parto, le traumata che ha vissuto, è una specie di tabù ancora in Italia che pian piano le donne iniziano a raccontare le violenze subite durante il parto, in un momento molto vulnerabile, diciamo. Poi c'è un altro testo, il 5° capitolo, che ricostruisce una settimana, fine gennaio 2020, dove in 7 giorni sono state trovate 7 donne uccise, dall'Alto Adige fino in Sicilia, Sardegna, proprio in tutto il paese dal nord al sud.
Abbiamo un capitolo con interviste con uomini di tutto il paese, di diverse età, diversi mestieri, professioni. Sì, questo reportage che ho menzionato prima, di Non una di meno, per esempio, poi... Sì, lì abbiamo collaborato insieme, abbiamo Mhm. fatto sia foto che un reportage scritto e come servizio totalmente fotografico abbiamo per esempio la vita quotidiana delle suore dell'Immacolata ad Ascoli Piceno che ormai da quasi 300 anni cercano di essere una viva immagine della Vergine Maria e li potevo accompagnare nella loro vita quotidiana alla casa madre ad Ascoli. E poi anche c'è una tematica abbastanza attuale della pandemia, in un capitolo dove ho accompagnato una famiglia, una coppia con 2 bambine piccole nella scuola elementare durante la famosa didattica a distanza in giugno 2020. Un'altra fotoreportage, anche fatta da te, è proprio dedicata alla TV, TV italiana che è un po' particolare quando si guarda un po' intorno in Europa, il ruolo delle cosiddette veline non si trovano in altre realtà televisive europee che fanno parte integrale del programma, però alla fine è un ruolo decorativo. Te ne hai avuto la possibilità di guardare dietro le quinte, che alla fine forse non viene dato a tante persone. Sì, ho potuto guardare dietro le quinte di qualche programma dell'intrattenimento televisivo italiano, anche famoso come per esempio Striscia la Notizia. E questa era una ricerca per me, forse la ricerca anche più dura, perché non era un mondo dove volevo volentieri entrare io come donna, ma come giornalista avevo il desiderio di capire un po' come si svolge la vita quotidiana in questo mondo. La cosa che mi ha spaventato era che dopo qualche giorno lì in studio ruoli femminili maschili che all'inizio mi sembravano veramente assurdi, dopo un po' ti abitui, no? L'abitudine è un nostro nemico alla fine perché si abitua purtroppo a tante cose e questa è una cosa che mi ha veramente sì, spaventata un po'. Ma le donne che hai avuto la possibilità di conoscere, com'erano? Cioè, sono delle star alla fine? Sono tutte donne intelligenti, simpatiche, però la cosa triste è che nel loro mestiere non possono far vedere tutte quelle capacità che alla fine hanno. Per esempio, Micaela Nease Silva, una delle veline attuali di Striscia la Notizia, parla 5 lingue proprio perfettamente, però nel suo mestiere tace, non può dire niente. Sì, forse alle volte si ha un po' queste pretese che sono tutte donne stupide, ma non è vero, è soltanto c'è questo ruolo, questo mestiere della velina e anche se una velina poi diventa co-conduttrice di un programma, è sempre importante anche di presentare il suo corpo, no? È sempre una cosa che per i maschi non è un tema così grande. Poi questo mestiere è proprio una particolarità italiana, perché secondo me anche se esisterebbero tanto i velini maschi quanto le veline femmine, la TV non avrebbe avuto un impatto così forte sull'immagine femminile che abbiamo. Mm. Poi una cosa che devo ancora dire è che il sessismo non è stato inventato poi dalla televisione, ma lo rendono Certo. proprio normale, no? Sì. Certo, sono più di 4 milioni di spettatori ogni puntata, no? Sì, Per quello sì, a 6 l'impatto puntate la settimana da 30 da anni. 30 anni ormai, Sì. sì, è vero.
Barbara, hai già raccontato che avete parlato anche con uomini, avete fatto delle interviste, però il capitolo centrale è proprio dedicato alle interviste con le donne. Varie donne, anche qui si vede proprio tutta una varietà di- sì, di ruoli, di caratteri, di personaggi anche e di storie di vita che voi avete raccolto. Raccontaci un po' quale donne ne avete incontrato e forse anche quali ti hanno impressionato di più. Sì, questo capitolo è nel centro del libro, è molto importante per noi, lo troviamo molto importante perché, come Franziska prima ha menzionato, le veline, oppure io prima le attiviste di Non Una di Meno, oppure le suore dell'Immacolata Concezione, non rappresentano forse la realtà di milioni di italiane e per questo abbiamo scelto il capitolo che parla con donne del centro della società, diciamo. Anche lì, come nel capitolo con le interviste con gli uomini, dal nord al sud, da 18 anni ai 99 anni, diversi mestieri. E sì, sono 12 donne che raccontano, abbiamo sempre un ritratto a sinistra e poi a destra un testo in prima persona. Abbiamo fatto delle interviste lunghe e poi scritto un testo in prima persona e si racconta delle debolezze e delle loro visioni di femminilità. E adesso vorrei raccontare brevemente di due esempi. Uno è Elide Fanny Alberini, l'abbiamo conosciuta per casualità nella pianura padana. Lei con 99 anni è la più anziana nel nostro libro e lei ha potuto riflettere su 100 anni di essere donna in Italia. Questo per noi è stato un incontro molto molto speciale, particolare e lei ci ha commosse come ha raccontato con una lucidità e con anche molto onestamente della sua vita, anche delle cose che non sono andate bene, del matrimonio, eccetera, di tante, sì, anche sì, esperienze, memorie, sì, della sua vita. Lei purtroppo non ha più visto il libro perché pochi mesi fa è morta, ma il suo nipote aveva letto il testo alcuni giorni prima che morisse in ospedale e ha detto che sì, questa era la mia vita. Adesso leggo una piccola parte per farla conoscere un po' meglio. Se dovessi dare un consiglio a una ragazza, le direi di non sposarsi troppo presto e di divertirsi finché può. Io non l'ho fatto abbastanza a lungo. Ammiro le donne di oggi. Vengono elette in Parlamento, studiano, chiedono il divorzio. Gli uomini di oggi sostengono le loro mogli. Ai miei tempi, invece, avevano un'altra mentalità. Mio marito ha sempre preteso molto. Si sedeva a tavola e iniziava a impartire ordini. Fai questo, portami quello. All'epoca era normale. Un tempo le ragazze dovevano essere prudenti se un uomo le invitava a ballare. Se dicevano di no, non potevano poi accettare l'invito di un altro, perché il primo avrebbe avuto il diritto di picchiarle. Gli uomini potevano tradire le mogli, mentre il contrario non era tollerato, anche se naturalmente succedeva. Non mi sono mai fatta baciare da un altro uomo che non fosse mio marito. Ai miei tempi un bacio aveva tutt'altro significato. Le donne sono più belle e più intelligenti degli uomini. Nonostante tutto, sono felice di essere nata donna. Poi un altro incontro che ricordo ancora molto bene era quello con Gina Madonna, che è nata come Luigi Madonna nei quartieri spagnoli di Napoli nel 1965. A 13 anni ha iniziato a prendere ormoni e così pian piano è diventata donna. Ci ha raccontato della sua vita e del suo amore per Pasquale, con il quale stava insieme per 37 anni.
Lui era morto un anno prima che l'abbiamo incontrata. E raccontava di questo amore di questo uomo che era proprio bene, non c'era male, era il migliore. E allo stesso tempo lei dopo mostrava le cicatrici sulle braccia e sulle gambe che lui aveva l'aveva infierato con il coltello. E lei, se potesse cambiare una cosa, è analfabeta, ma non cambierebbe per esempio andare a scuola, no? Cambierebbe si prostituirebbe come le sue amiche lo hanno fatto. E leggo ancora una parte di questo testo. Da un lato sono orgogliosa di avere vissuto da donna e di avere amato un solo uomo. Dall'altro lato, oggi mi trovo sola, riesco a malapena ad arrivare a fine mese e non ho risparmi. Ho iniziato a giocare al lotto già da ragazzina. Il gioco è una dipendenza maledetta e ti rovina la vita. Ho perso tutto. Dal 2007 vendo acqua e sigarette nel chiosco che ho sistemato nell'ingresso di casa. Ho lasciato il lavoro in fabbrica perché Pasquale era geloso. Era convinto che mi piacesse il mio capo. In città, come a Napoli, c'è parità tra i sessi, ma in periferia l'uomo è ancora l'uomo. È più duro della donna e gli piace comandare. Le donne sono più modeste. Femminismo per me è un termine positivo. Significa non farsi sottovalutare dagli altri. Grazie Barbara. Si vede veramente che sono delle storie forti anche che avete raccolto, e forse queste ultime parole di Gina possiamo anche lasciarli come conclusione anche del nostro discorso. La parola femminismo, lei ci ha dato una definizione, forse fra le più fraintese in Italia, tanti si spaventano anche quando la sentono, però la definizione di Gina lo dice chiaro, si tratta di sottovalutazione, e per quello il libro fa vedere che proprio questa sottovalutazione è ancora anche troppo diffusa in Italia. Anche se le cose, come si nota anche nel libro, lentamente cambiano anche. Bene, allora io vi ringrazio. Si vede che il femminismo ci vuole ancora e riguarda tutti, come avete già detto, e grazie per l'ascolto.